la sanità ha bisogno di un intervento, il Covid sembrava avesse portato l'attenzione e anche le risorse, perché fondamentalmente quello che manca sono le risorse. Il punto è proprio questo: nella migliore tradizione italica vivi un'emergenza, ti riprometti di non perdere più tempo e mancati investimenti e poi ti scordi di ciò che è accaduto. Un paese dalla memoria corta che sembra aver dimenticato la dura lezione della pandemia sull'importanza della sanità. Parla di questo tema Matteo Richetti, deputato di Azione a Caffè Pedrocchi, che sulla situazione veneta spiega. Non c'è dubbio che i numeri hanno promosso la sanità di questa regione, quantomeno nella comparazione tra sistemi regionali. Ma io vedo due grandi pericoli. Il primo è che in sanità non te la cavi con le mura, devi concentrarti sulla cura. E sapere che vengono costruite con i soldi del PNRR quasi 100 case della salute è una buona notizia, ma se dentro a quelle case della salute non ci sono persone, tecnologie e prestazioni, hai speso soldi per gli investimenti, ma non hai tolto il problema del ricorso improprio ed eccessivo alla ospedalizzazione. Rivedere il sistema della medicina territoriale, rivedere soprattutto i salari del personale sanitario pubblico. Sono questi i perni del dossier che Azione presenterà a settembre a livello nazionale. Nel frattempo, sulle liste d'attesa. Di questo fenomeno delle liste d'attesa che raggiunge, lo vedo anche nella vostra regione, addirittura può interessare il 70% dei richiedenti prestazioni, ci sono tre grandi direttrici. La prima, riorganizzare il funzionamento della sanità pubblica. La seconda, costruire sì convenzioni con il privato, ma dentro alle stesse condizioni di quella pubblica, di modo che la maggiore flessibilità che il privato può utilizzare ti aiuti a ridurre le liste d'attesa. La terza, evitare la fuga di quegli operatori che queste prestazioni te le garantiscono.